Domani entra in vigore il nuovo codice della strada. Speriamo sia da deterrente contro tutte le violazioni. Un concorso per i giovani talenti italiani, parla il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Achille Furioso. Il giornale fondato da Franco Castaldo Grandancolo compie 20 anni. La ricorrenza verrà ricordata oggi al Museo di Agrigento. A Favara presepe nel convento dei Francescani, a Montaperto quello vivente visitato dalle scolaresche. Sequestrati dai carabinieri panettoni scaduti. Bentrovati da TVA Notizie. Come avete sentito nei titoli, domani entra in vigore il nuovo codice della strada. È auspicabile che ci sia severità anche nei confronti di chi scorazza per i centri abitati. Domani entra in vigore il nuovo codice della strada. Occhi puntati con tolleranza zero per chi si mette alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Poi ci sono le multe per l'uso del cellulare alla guida. Un articolo del nuovo codice parla di eccesso di velocità ed è il punto che dà speranza alla gente, ai pedoni soprattutto, di vedersi tutelati dagli autentici criminali alla guida di auto e moto che sfrecciano nei centri abitati, anche nei pressi delle scuole, mettendo a rischio l'incolumità delle persone. Ben venga allora il nuovo codice della strada, purché proprio nei centri abitati si cominci a fare sul serio, con la presenza delle pattuglie per scoraggiare comportamenti incivili degli automobilisti, nei confronti dei quali serve davvero la massima severità per far cessare il rischio di gravi incidenti. Si facciano i controlli con le pattuglie a bella vista per dare un segnale di presenza delle istituzioni. Non soltanto pattuglie nascoste al fine di sorprendere gli indisciplinati, ma è auspicabile vedere anche servizi di vigilanza più frequenti nei centri abitati, spesso terra di nessuno. C'è bisogno, insomma, di sicurezza, della quale tanto si parla. L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento promuove un concorso per giovani talenti italiani. Ascoltiamo il presidente dell'Ordine, Achille Furioso. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Gli ingegneri della provincia di Agrigento sono pronti e hanno bandito un concorso di idee rivolto a tutti gli studenti italiani fino all'età di 22 anni, chiamandoli a produrre un video di non oltre 4 minuti che con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale facciano rivivere grandi personaggi della nostra letteratura, tra cui Camilleri, per esempio Pirandello o Sciascia, inventando un dialogo ambientato ad Agrigento, magari nella Valle dei Templi, in cui questi dialogano tra loro stessi o con altri personaggi del passato, del presente o immaginari, su come, dal punto di vista delle infrastrutture, Agrigento nel 2045 sarà collegata con il resto del mondo. È previsto un interessante premio di 4.000 euro e c'è una scadenza che è quella del 11 gennaio prossimo, per cui invitiamo tutti a cliccare sul link in sovraimpressione e andare nel sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento per scaricare il regolamento completo. È un'importante iniziativa che l'Ordine degli Ingegneri mette a disposizione del territorio, della collettività e infatti la premiazione di questo concorso avverrà il 21 marzo 2025 nell'ambito delle manifestazioni per Agrigento Capitale della Cultura, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, regionali e nazionali e di tutti i presidenti di regionali e provinciali degli ordini d'Italia. Quindi buon lavoro a tutti cari ragazzi e partecipate in massa. Fondi dell'Unione Europea per la Sicilia, una sfida vinta, dice il presidente della regione Schifani. Oggi registriamo un risultato non indifferente, quello di aver recuperato l'intera disponibilità della programmazione più verso il 14-20.
andiamo avanti anche con l'impegnativo programma dei fondi sociali di coesione 21-27 stipulato con il premio Giorgia Meloni. Siamo consapevoli che sono opportunità che l'amministrazione regionale non può e non deve perdere. Tutto dipende anche dall'efficienza non soltanto della politica ma anche degli uffici. E devo ringraziare in questo il dirigente Falgares, che è una vedetta sotto il profilo del controllo ma anche della qualità della propria attività. Il giornale Grandangolo celebra i 20 anni della propria fondazione. La ricorrenza verrà ricordata oggi alle 17 presso la Sala Zeus del Museo Pietro Griffo di Agrigento. In occasione dell'evento verrà presentato il libro Mafiare di Franco Castaldo, fondatore del giornale. Per l'importante anniversario, le congratulazioni a Franco Castaldo e alla sua redazione da parte di Televideo Agrigento. Veniamo alla cronaca: panettoni scaduti sequestrati dai carabinieri. Arturo Cantella. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo hanno effettuato un ingente sequestro di panettoni scaduti e commercializzati fraudolentemente da un'azienda della provincia di Agrigento. I militari del NAS, in collaborazione con i carabinieri dell'Arma Territoriale, hanno ispezionato la sede di un istituto di formazione professionale di una cittadina agrigentina in provincia, dove in alcune stanze hanno rinvenuto 4.220 confezioni di prodotti dolciari pronte per essere vendute. 2.094 di queste, contenenti panettoni da 1 chilogrammo, recavano l'etichetta adesiva con la scadenza febbraio 2025, che però è risultata sovrapposta a quella originale attestante la scadenza febbraio 2024. All'arrivo i carabinieri hanno sorpreso l'addetto della società mentre incollava con precisione le etichette sulle scatole dei panettoni scaduti, alcuni dei quali, verificati a campione dagli specializzati del NAS, hanno mostrato un avanzato processo di trasformazione. L'ispezione del sito online della società ha consentito di ricostruire la rilevante capacità commerciale. C'è anche uno spot condiviso sui social dove il titolare dell'impresa sostiene di avere già venduto oltre 30.000 panettoni, supportata da un'intensa attività di call center. Degli oltre 4.000 panettoni trovati dall'ente di formazione, 1.238 sono stati sequestrati dai carabinieri perché, nonostante fossero genuini, erano irregolarmente depositati in un luogo privo dell'autorizzazione sanitaria per il deposito degli alimenti, che ne avrebbe compromesso la tracciabilità. Analoghi sequestri sanitari sono stati effettuati contemporaneamente dai militari dell'Arma nelle filiali dell'ente di formazione professionale presenti ad Agrigento e Palermo. Complessivamente il NAS dei Carabinieri di Palermo ha sequestrato 4.246 panettoni, prodotti dolciari, creme spalmabili di vari gusti, dal peso di circa 3,5 tonnellate, che se commercializzati avrebbero fruttato oltre 55.000 euro, mentre ha deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento 2 persone ipoteticamente responsabili di frode in commercio. E sequestro della Guardia di Finanza di Palermo per oltre 3 milioni di euro nei confronti di una università italo-bosniaca. Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla locale procura e convalidato dal GIP del Tribunale per un valore complessivo di oltre 3,5 milioni di euro nei confronti di un noto dipartimento attivo nel campo della formazione nota come Università Jean Monnet, su cui la procura indaga da tempo. Le indagini condotte dagli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria
finanziarie hanno consentito di ipotizzare l'esterovestizione dell'ente, in quanto, seppur formalmente riconducibile a una fondazione di diritto croato, di fatto, a partire dal 2020 lo stesso è stato pienamente operativo sul territorio nazionale con l'erogazione di corsi di istruzione superiore in lingua italiana impartiti da professionisti e docenti prevalentemente della provincia di Palermo. Il Dipartimento incurante degli obblighi dichiarativi avrebbe così occultato all'erario le ingenti rette variabili da 3.500 a 26.000 euro annui a seconda del corso, pagate da oltre 800 iscritti residenti in tutta Italia per la frequenza di corsi di laurea e scuole di specializzazione prevalentemente in campo sanitario, non riconosciuti però dal MIUR. Le stesse sono state percepite negli anni su conti correnti esteri gestiti attraverso società di comodo ubicate in Inghilterra, Svizzera, Bosnia ed Erzegovina, paese quest'ultimo dove è ubicata l'università privata, anch'essa priva di accreditamento nazionale, con la quale il Dipartimento Studi Europei asseriva di avere una partnership. Le investigazioni condotte mediante l'analisi di numerosi elementi di prova raccolti nel corso di attività di perquisizioni corroborate da informazioni acquisite anche per mezzo dei canali di cooperazione giudiziaria internazionale, nonché dell'istituzione di una squadra investigativa comune con la Polizia Federale bosniaca, hanno permesso di accertare ricavi incassati e non dichiarati al fisco per circa 9 milioni di euro per l'erogazione di circa 50 corsi universitari online privi di valore giuridico sul territorio nazionale, il sequestro preventivo pari all'importo delle imposte complessivamente evase dal Dipartimento è interessato oltre all'ente di formazione, tutti i responsabili a vario titolo coinvolti nella sua gestione, ai quali sono stati sottratti disponibilità liquide e beni immobili. Un sequestro del valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro e l'ammontare delle imposte che, in base alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, l'ente di formazione avrebbe dovuto versare nel nostro paese. Importi dovuti a fronte delle rette pagate da centinaia di studenti per la frequenza di corsi di laurea di specializzazione, prevalentemente in discipline del ramo sanitario, e privi però di un riconoscimento legale da parte delle competenti autorità ministeriali. Rette che potevano raggiungere anche i 26.000 euro all'anno e che vengono fatti confluire su conti correnti situati all'estero secondo uno schema che si serviva di società di comodo utilizzate come delle vere e proprie cassaforti. Fondamentale in questo contesto la collaborazione con le autorità giudiziarie e le forze di polizia in chiave internazionale. E veniamo alla pagina sui presepi. Visita degli alunni al presepe vivente di Montaperto. Vediamo. Dopo qualche anno di pausa ritorna con grandissima emozione il presepe vivente di Agrigento a Montaperto. Quando si apriranno le porte? Le porte si apriranno il 26, dove ci sarà una grandissima inaugurazione e sarà veramente una grande emozione, perché onestamente forse non pensavamo più di rifarlo, però la tentazione è stata tanta, ma anche una spinta è stata tanta da parte dell'amministrazione comunale, che ci ha spinti a riaprire questo che è un punto culturale, di tradizioni, di turistico importantissimo. Abbiamo avuto già diverse chiamate da tour operator da tutta la Sicilia, so che verranno anche dei gruppi camperisti durante le varie serate per il presepe. Questo significa che evidentemente abbiamo lasciato un buon ricordo. Ricordiamo questo con un pizzico di orgoglio che è stato giudicato uno dei presepi più belli d'Italia e siamo stati citati assieme ad altri 2 presepi nei giornali dedicati sul turismo come tra i presepi più belli d'Italia. Ricordiamo le date perché sono importanti, vi aspettiamo numerosi come sempre, il 26 che dicevo con l'inaugurazione, poi il 28, il 29, giorno 1, 4, 5 e 6. Il presepe apre alle ore 17:30 la sera e l'ultimo visitatore farà ingresso verso le 9, le 9:15. Il presepe delle scuole, un grandissimo successo anche per questo ritorno del presepe vivente di Agrigento a Montaperto. Sì, anche stamattina siamo già alla 4ª giornata di visite delle scuole presso il nostro presepe, anche stamattina verranno circa
1000 bambini anche da fuori provincia, Caltanissetta, Enna, Villarosa, la provincia di Trapani e ovviamente anche del circondario. I bambini hanno la possibilità di fare un tuffo nella storia, un tuffo nella cultura, nelle tradizioni, nelle antiche tradizioni. E noi siamo molto contenti di accoglierli, perché sono veramente li vediamo molto contenti, molto soddisfatti. E questo veramente ci riempie di orgoglio, perché dopo tanto lavoro vedere questi visi soddisfatti dai bambini per noi è veramente una grande soddisfazione. Questa è un'esperienza che per i bambini sicuramente sarà meravigliosa, sono molto entusiasti, contenti di vivere e di scoprire le tradizioni che purtroppo oggi spesso vengono dimenticate, e quindi noi crediamo in queste attività formative che vanno al di fuori del nostro normale lavoro didattico, ma che lo arricchiscono e rendono loro partecipi di un momento fantastico. I montapertesi sono i veri protagonisti del presepe vivente di Agrigento. Per noi il presepe è un'esperienza unica, è bello ricevervi tutti e partecipiamo con amore a questo evento ogni anno. Io sono la Madonna, la Marca Eleonora. E San Giuseppe è? Vincenzo Martorella. Si rinnova a Favara la tradizione del presepe nel convento dei frati francescani, con la riproposizione di un antico borgo d'inizio Novecento. Il servizio di Giuseppe Moscato. Si rinnova la tradizione del presepe nel convento dei frati francescani di Favara. Un presepe vivente che ripropone un antico borgo contadino di inizio Novecento, con la rappresentazione degli antichi mestieri, delle botteghe, con la presenza di animali e naturalmente la grotta della Natività. Fu proprio San Francesco d'Assisi ad allestire a Greccio, piccolo borgo in provincia di Rieti, nel Natale del 1223, il primo presepe. A Favara, nel convento dei frati francescani, da qualche anno si rinnova la tradizione grazie all'impegno dei tanti parrocchiani, uomini, donne e bambini, che hanno realizzato diverse postazioni dove sono rappresentati, con la presenza di diversi personaggi, i diversi momenti della vita di un borgo nell'immediatezza del Natale. Le installazioni sono state collocate nel chiostro del convento, nei locali della preziosa biblioteca, nel giardino, che sono diventati così i luoghi della Natività e che impegneranno ogni sera oltre 50 figuranti. Inaugurazione domenica 15 dicembre alle ore 18 e poi nei giorni di sabato 21 e domenica 22, giovedì 26 dicembre, per concludersi il 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi. Venerdì 20 è in programma il presepe dei bambini. Presente anche la casa di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli e anche una mostra concorso dei presepi realizzati dai parrocchiani del convento. L'ingresso è gratuito, i lavori sono ancora in corso ed in fase di ultimazione. Ieri sera c'è stata la presentazione del progetto, abbiamo sentito alcuni dei protagonisti. Sì, ancora i lavori sono appunto in corso, finiremo penso tra stanotte e domani notte, però ne vale la pena per poter vivere questo mistero così bello dell'incarnazione di Gesù che viene a abitare in mezzo a noi, e lo facciamo attraverso quel presepe che ha pensato prima Dio, ma poi l'ha concretizzato Francesco d'Assisi nel Greccio di qualche anno fa, e in quel luogo in cui durante la celebrazione eucaristica quel pane si trasforma in bambino, per dire proprio la venuta di Cristo concretamente nella carne della nostra umanità in mezzo a noi. Una sinergia di tante persone che saranno poi anche i figuranti, sono quelli che hanno lavorato, sono quelli che animeranno questo presepe. Sì, sono quelli che hanno lavorato, sono le famiglie le protagoniste di questo presepe, sia dal punto di vista materiale, nel lavoro, sia anche dal punto di vista della bellezza, della cura dei particolari, delle varie case che vedremo visitando il presepe, e poi la sinergia e lavorare insieme per un unico fine, che è quello di dare quell'emozione bella a chi viene a visitarlo. Che presepe avremo? Avremo un presepe particolare, saremo negli anni
fine dell'Ottocento, inizio del Novecento della Sicilia, proprio nei vari luoghi che caratterizzano questa epoca, con i figuranti, con la locanda, con la panetteria, fino ad arrivare poi al centro, appunto la Natività, la grotta, dove c'è appunto il centro dell'incarnazione. Ancora una volta il convento al centro della città, ancora una volta il convento momento di aggregazione. Sì, il convento è il luogo di aggregazione perché è di fraternità, luogo di fraternità. E la fraternità è il nostro punto forte, quella fraternità tra di noi che apriamo a tutta la città di Favara, ma ad ogni persona che incontriamo. Siamo fratelli l'uno con l'altro e questo aggrega e rende possibile appunto l'unione. E poi al centro, non perché siamo importanti rispetto agli altri, ma al centro perché cerchiamo sempre di più di mettere Cristo al centro delle relazioni, al centro di ogni uomo, e quindi diventiamo centrali perché Cristo è il centro che condividiamo con gli altri. L'idea è quella di aprire il convento appunto alle famiglie, quindi il presepe che già conosciamo in un percorso nuovo, articolato, che rivive mestieri come ben dicevi tu Giuseppe, ma anche l'idea di un'apertura straordinaria del convento, ecco, che si articola all'interno del chiostro, all'interno dell'antica biblioteca, per far rivivere una mostra concorso dei presepi realizzati dai bambini e dagli adulti della nostra città, che veramente con molta maestria hanno realizzato delle opere d'arte nell'idea tradizionale ma anche nell'idea innovativa. E poi questo percorso che si snoda all'interno dell'antica biblioteca, vivendo l'esperienza nella casa di Babbo Natale, così per dare un senso di spensieratezza alle famiglie piccoli, dove saranno accolti appunto dai bambini, da altre famiglie, per condividere caramelle, dello zucchero filato, poterlo accogliere nel clima natalizio, poter lanciare un messaggio di speranza, e poi continuare questo percorso all'interno del presepe, dove non mancheranno la tradizione, i mestieri, le degustazioni. Domenica la grande inaugurazione con la nostra tradizionale minestrata di San Giuseppe, che fa parte della nostra tradizione. Quindi qualcosa che mette insieme la bellezza, la cultura, l'arte, la tradizione e la professionalità e il desiderio, ecco, di fare comunità di questa città. La bellezza di questo presepe, di questo gruppo di ragazzi che operano qua in questo luogo, è quello proprio di essere una vera e propria famiglia, una famiglia fatta di famiglie, con il coinvolgimento delle nostre mogli, dei bambini, dei ragazzi, con il coinvolgimento di tutta la gente che vede nel convento di San Francesco un punto di riferimento. Ci sono tutte le persone che sempre frequentano questo convento, c'è il Terzo Ordine Francescano Secolare, che molti ragazzi ci appartengono all'OFS di Favara. E poi siete stati voi che materialmente avete realizzato tutto questo? Sì, abbiamo lavorato tanto, c'è tanto lavoro manuale, ma tanto lavoro fatto con allegria, in armonia, in pace, senza nessun tipo di gara a chi lavora meglio, ma tutto con armonia, tutto con tanta felicità. Sarà un bel Natale. Sarà un bel Natale. Sindaco, Favara si candida ad essere città presepe, tutti i quartieri sono in fermento, tutti stanno preparando in maniera diversa e articolata questo Santo Natale. Sì, fortunatamente si conferma quella che è la tendenza degli ultimi anni, ma che quella è stata sempre una tradizione a Favara che magari negli anni passati si era persa. Ogni quartiere organizza il suo presepe, più o meno grande, per ogni quartiere è mobilitato. Poi ci sono le eccellenze. Oggi stiamo visitando il presepe che è stato fatto al convento San Francesco, avremo il presepe di Via Agrigento, il presepe in piazza, saranno presepi viventi. Però Favara è piena di presepe, ci saranno le novene che seguiranno tutto il periodo natalizio. Oggi siamo qua ad ammirare il lavoro che hanno fatto questi ragazzi, che già negli anni passati hanno confermato che sanno fare bene e creano l'atmosfera giusta per il periodo natalizio. Un invito a tutti a venire a Favara allora? Un invito a tutti, intanto tutti i nostri concittadini, a venire a visitare questi presepi che si sono fatti in città, perché ci saranno diversi eventi con iniziative culinarie e tradizioni in generale, ma invito soprattutto anche quelli di fuori a far visita alla nostra città, che possiamo definire la città dei presepi viventi. E restiamo in tema e vediamo un servizio sul presepe di Acireale.
Dopo un lungo ed accurato intervento di restauro, il presepe settecentesco di Acireale, capolavoro d'arte fede, è finalmente pronto per accogliere nuovamente il suo pubblico. Custodito in una suggestiva grotta a scorrimento lavico, il presepe si compone di 34 statue ad altezza umana dal volto in cera che raccontano la spiritualità del Natale. Grazie all'impegno dell'Associazione Presepe Settecentesco, alle istituzioni locali e al sostegno di numerosi benefattori, l'opera è stata riportata al suo splendore originario. Il progetto, che ha richiesto un finanziamento complessivo di 115.000 euro stanziato dalla Regione Siciliana su proposta dell'onorevole Nicola D'Agostino, che in questi giorni ha verificato l'andamento dei lavori, è stato sostenuto anche dalla generosità del Cavalier Venerando Faro e della Signora Carmela con l'iniziativa Adotta un pastore. I lavori, durati 9 mesi e curati dalla ditta Civetta di Roma con la supervisione della Soprintendenza ai beni culturali di Catania, hanno incluso la pittura delle statue e dei tessuti originali, la ricostruzione fedele di dettagli deteriorati nel rispetto delle tecniche del Settecento, il recupero e la valorizzazione degli abiti originali delle figure. Tra i restauratori coinvolti, nomi di rilievo come Giampaolo Leone, Massimo Falletta, Alessandra Cacace, con il coordinamento della dottoressa Roberta Carchiolo, della dottoressa Giusy Gattuso e del dottor Vittorio Di Blasi. L'associazione Presepe Settecentesco, fondata nel 2018 dopo anni di raccolte fondi e oltre 50 eventi per sostenere il progetto, ha lavorato per migliorare la fruibilità del luogo, realizzando interventi fondamentali quali la messa in sicurezza della grotta, il rifacimento del tetto della canonica, il miglioramento dell'impianto elettrico e dei servizi per i visitatori, l'impianto di illuminazione della terrazza. La restituzione delle presepe alla comunità è motivo di grande soddisfazione, hanno dichiarato le responsabili dell'associazione Paola Riccioli e Giuliana Pistarà, insieme a Monsignor Giovanni Mammino, parroco della chiesetta. Non si tratta solo di preservare un'opera d'arte, dicono, ma di alimentare la fede e la tradizione che uniscono la nostra comunità. La cittadinanza è chiaramente invitata ad ammirare questo gioiello d'arte e spiritualità. Il presepe sarà ufficialmente riaperto al pubblico il 1° dicembre prossimo e visitabile sino al 6 gennaio nei seguenti orari: mattina 9:13, pomeriggio 15:30, 18:30. È possibile, per maggiori info, scrivere all'indirizzo mail presepacireale@gmail.com o visitare la pagina Facebook dedicata. Musiche e canti natalizi presso la radioterapia del San Giovanni di Dio di Agrigento, nell'ambito del progetto Musica in Reparto. Lunedì 16 dicembre alle 9:30 ci sarà in reparto la presenza degli studenti del liceo classico e musicale Empedocle con l'esibizione corale Voci di Natale, curata dal docente Leonardo Alaimo. Nella cattedrale di Agrigento si è svolta la solenne celebrazione interforze in preparazione del Natale. La messa, presieduta dall'arcivescovo Alessandro Damiano, è stata concelebrata dai cappellani militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dal cappellano della Polizia di Stato. Proseguono le attività di controllo da parte della Polizia Locale di Agrigento dopo gli accertamenti in via Atenea con sanzioni e diffide a diversi esercenti per il ripristino dei luoghi. Verrà monitorata la situazione al Viale della Vittoria a San Leone. Per l'assessore Carmelo Cantone gli interventi sono finalizzati al miglioramento del decoro urbano. Taglio del nastro ieri a Palermo per il nuovo soggetto politico guidato e promosso da Raffaele Lombardo, Gianfranco Miccichè e Roberto Lagalla. Tra gli aderenti anche l'ex grillino Giancarlo Cancelleri. Non ci sono ancora nome e simbolo, ma i leader hanno le idee chiare. È un partito di centrodestra che punta diritto alle prossime amministrative. Per le regionali sosterranno Schifani, mentre Lagalla punta al bis per Palermo. Nasce un nuovo esperimento politico che sta tutto dentro il centrodestra e che vuole portare due
autonome esperienze che tali continueranno in questa prima fase a misurarsi e a prepararsi per le prossime elezioni amministrative e regionali. Stiamo saldamente all'interno del centrodestra, ma ci rivolgiamo anche a tutto quell'elettorato di frontiera, terzopolista o in alcuni casi anche addirittura di centrosinistra, che già in alcuni casi ci ha dimostrato di poter ampliare il perimetro del centrodestra. Il candidato naturale è quello che esce, questo lo rivendico per me e quindi è giusto che lo rivendichi anche per il Presidente della Regione, e il Presidente della Regione sta facendo bene, non vedo motivo di cambiare. Cominciamo col movimento, poi vediamo. Un momento in cui in Italia tutti si guardano, ognuno guarda il proprio vicino, a partire da Roma, a partire dalla sinistra fino al centrodestra. Qua in Sicilia credo che lo spazio sia enorme. Un po' per situazioni interne siciliane, un po' per nuovi movimenti che stanno avvenendo a Roma. Io credo che c'è la possibilità di fare liste elettorali fortissime. Verso una formazione politica organica, da parte di esperienze in un certo senso diverse sicuramente, quella liberal-democratica per la lunga esperienza di segretario regionale di Forza Italia di Miccichè, la nostra autonomista, e poi quella civica di La Galla, che è il sindaco della maggiore città governata da un uomo di centrodestra in Italia, e il sindaco di Palermo, che significa qualcosa di importante per quanto riguarda in particolare la Sicilia. Nell'ambito del centrodestra, senza voler aggredire, attaccare, competere assolutamente con nessuno, semplicemente per rafforzarci e per dar vita a una formazione politica forte. Ci prefiggiamo di, competere sia per le prossime elezioni provinciali, che noi ci auguriamo siano celebrate direttamente, scegliendo direttamente Presidente e Consiglio provinciale, che naturalmente per le prossime elezioni regionali. Abbiamo un candidato ed è l'attuale Presidente della Regione. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Anche a Palermo manifestazione davanti alla prefettura del personale di noleggio con conducente. Autisti NCC in protesta oggi a Palermo, ma è una manifestazione a livello nazionale. Cosa succede? Esattamente, succede che il ministro Salvini ha emanato delle nuove regole che non ci consentiranno dal 2025 di poter operare liberamente, nel senso che siamo ingabbiati all'interno di alcune regole che prevedono un vero dossieraggio su quelli che sono praticamente i nostri clienti, quindi ovvero una registrazione completa di tutti i dati del cliente, dati anche a livello personale, quindi dati anche abbastanza sensibili, che ci ingabbiano e che quindi non ci consentono di lavorare nell'assoluta libertà. Questo cosa vuol dire? Che grazie anche a delle sanzioni che nel momento in cui noi andiamo a sbagliare la compilazione di questo famoso foglio di servizio elettronico, noi possiamo ricadere nel sequestro e nel ritiro del libretto della macchina per un periodo abbastanza lungo, che va dai 2 agli 8 mesi. Questo cosa non ci consente naturalmente di lavorare tranquillamente, al contrario di quelle che sono le regole che l'Europa detta in termini di libera concorrenza e di libero mercato. Quindi a favore di chi? Di una categoria che è quella dei tassisti, dove loro non hanno praticamente nessun obbligo. Noi invece siamo completamente legati a comunicare in tutto e per tutto i vari spostamenti dei nostri clienti. Avendo tutte queste regole, tutti questi paletti che non ci consentono appunto di operare liberamente, basta anche un piccolo imprevisto, come potrebbe essere il ritardo dell'aereo o comunque il cliente che è in corso d'opera, quindi durante il nostro trasferimento cambia idea sul voler andare da un'altra parte rispetto a quella che è la sua prenotazione, dove siamo costretti a dire al cliente che non possiamo farlo perché siamo appunto legati e vincolati a quello che abbiamo in un certo senso inserito all'interno del foglio di servizio elettronico. Inoltre, un'altra regola assurda che è stata inserita dal ministro Salvini all'interno di queste nuove leggi sono che tra un servizio e l'altro noi abbiamo l'obbligo di fare una pausa di 20 minuti e in nessuna attività commerciale è previsto tra un servizio, che possa essere anche quello di andare a prendere il caffè al bar, ma qualsiasi altra cosa, avere un'interruzione obbligatoria di almeno 20 minuti tra un servizio e l'altro.
non possiamo fare più intermediazioni, quindi non potendo lavorare con le intermediazioni, dove la Sicilia per il 90% e forse più lavora con le intermediazioni, agenzie di viaggio, tour operator, per chi non capisse questa situazione delle intermediazioni. Quando un'agenzia di viaggio che fa solo intermediazioni chiama il rapporto con l'aereo, il rapporto con l'albergo, il rapporto con l'NCC perché vuole i suoi clienti ad hoc come meglio preferisce per la richiesta che ha, noi non possiamo lavorare, dobbiamo lavorare direttamente con il diretto cliente, impossibile, inammissibile, inapplicabile. Dal suo punto di vista perché è stata fatta questa nuova regola? Beh, questo è chiaro e palese. C'è la lobby dei tassisti dietro di noi, quando noi non facciamo assolutamente il lavoro dei tassisti, noi lavoriamo con le agenzie di viaggio, tour operator, gente che viene da fuori, non siamo tassisti, il problema è la lobby dei tassisti, il signor Salvini si sta appoggiando tantissimo a questa lobby. Quanti siete all'incirca voi? In Sicilia siamo circa 3.000 noleggiatori. Oggi sciopero generale dei metalmeccanici palermitani per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Siamo qui a chiedere con gran forza a Federmeccanica di riaprire la trattativa e di discutere sulla nostra piattaforma, che è stata votata dal 98% dei metalmeccanici italiani. Quindi oggi scioperano tutti gli addetti di Fincantieri, Sirti, Engineering, Leonardo, per dare un segnale chiaro a Federmeccanica. Cos'è cambiato e cos'è successo in questi anni? In questi anni è successo che la vita è molto cara, che la precarietà è ancora peggio di prima e che quindi noi vogliamo uno stipendio dignitoso per poter vivere in tranquillità. Se dovessimo parlare di uno stipendio medio di un metalmeccanico oggi? Il metalmeccanico oggi va dai 1.300 ai 1.800 euro. Oggi protestiamo per due motivi, uno per il rinnovo e uno per la tutela del contratto nazionale del lavoro. Abbiamo necessità di tutelare il contratto e quindi manifestiamo perché nell'ultimo incontro Federmeccanica è stata provocatoria nei confronti delle organizzazioni sindacali, disattendendo l'ultimo accordo che è stato fatto nel triennio precedente, che diciamo, impostava il nuovo modello contrattuale in maniera innovativa. Invece ha presentato una contropiattaforma provocando l'organizzazione sindacale e quindi si è giunta alla rottura del tavolo. Come si è arrivato a questo? Si è arrivato perché il contratto scaduto al 30 giugno del 2024, i 6 mesi di moratoria che permettevano, diciamo, fra le parti dei diversi incontri per cercare di trovare una soluzione, invece nell'ultimo incontro del 10 ottobre, scaduti i 6 mesi di moratoria, Federmeccanica non ha accettato la piattaforma presentata da Fimmi Fiume Wilme e ha diciamo, presentato una contropiattaforma che disattendeva tutte le richieste da parte delle organizzazioni sindacali. Era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.